Sono passati 30 anni, oggi è l'anniversario, Sì. ma il dolore è vivo. È vivo sempre, non passerà mai, anche perché c'è tanta rabbia. Io quando mi alzo al mattino ho la foto in cucina e li saluto, che mi diano la forza di andare avanti ogni giorno. In questi 30 anni vi siete fatte tante domande. Tantissime domande. È importante la verità, perché spero di morire sapendo Come siamo morti. come son morti. Purtroppo non ce le danno queste risposte. Dovrebbe partire una nuova commissione, sia parlamentare che del Senato, e speriamo di venirne fuori. Voi non smetterete mai di cercare la verità. Mai, No, mai, finché non finché muoio, non guarda. moriamo. E dopo ci saranno i I nostri figli. figli, perché comunque hanno lottato con noi. La famiglia, non potendosi recare a Livorno, si è riunita nella casa Volpago del Montello che Gino Guizza e Giuseppina Martignago erano riusciti a costruire dopo anni di lavoro in Svizzera. Nel giorno dell'anniversario hanno deciso di passare la giornata insieme per vedere le foto di famiglia, per parlare dei loro cari. I nipoti indossano le magliette del comitato Io sono 141 con dietro le scritte Verità e giustizia sul Moby Prince, 140 morti, nessun colpevole, mentre ascoltano dei racconti sui nonni che non hanno mai potuto conoscere. Guardando queste foto provo molte emozioni, ma anche molta rabbia, perché i miei nonni vorrei averceli qui al mio fianco. Probabilmente se i soccorsi fossero arrivati più tempestivamente, i nostri nonni sarebbero ancora qui con noi. Però noi continueremo a lottare fino alla fine.